Siamo qui con il sindaco di Via Grande, Francesco Leonardi. Sindaco, Via Grande sta rispondendo bene a questa Rainbow Via Grande, quest'anno tanta gente al palazzetto e... Assolutamente sì, siamo contenti di riempire per intanto il palazzetto, ma in modo più particolare di vedere quest'anno una bella squadra così come lo scorso anno. Oggi è una partita ricca di emozione con due squadre che stanno giocando veramente alla pari, una partita quindi interessante e sta suscitando tanto interesse e tanta partecipazione da parte della gente. In effetti questo poi è l'effetto che tutti vorremmo avere dallo sport in genere, quindi quando vediamo tutta questa partecipazione, questi bambini, mamme, papà che partecipano a questi eventi, siamo felici perché abbiamo raggiunto l'obiettivo. Poi se riusciamo a vincere così come spero sarà ancora meglio. Anche perché, come diceva prima Alfredo Greco, il territorio a livello di bambini, di ragazzini che sono iscritti al mini basket c'è, e questo è anche un modo anche per dare una possibilità a questi ragazzi e alle ragazze di fare delle attività sane. Assolutamente bisogna dare merito a questa società che nel giro di 2 anni ha smosso un po' quello che era un ambiente direi quasi sconosciuto per Via Grande, quindi con l'input che abbiamo dato come amministrazione nel poter dare alle società, quindi non solo di basket ma anche di pallavolo e quant'altro, un palazzetto credo abbastanza comodo e accogliente, quindi funzionale sicuramente, quindi abbiamo spinto a suscitare questo interesse verso questi nuovi giovani. Perfetto, la ringrazio signor Sindaco.